Giovanni nacque in un piccolo villaggio di nome Ri, vicino ad Argentan, in una famiglia modesta ma molto devota. Fin da bambino Giovanni mostrò una straordinaria bontà e una profonda pietà, specialmente verso l'Eucarestia e Maria Vergine. Era un ragazzo straordinario, amato da tutti per il suo cuore gentile e la sua sincera devozione. Quando Giovanni divenne più grande, andò a studiare dai Gesuiti nel collegio di Caen. Qui brillò per la sua intelligenza e la sua passione per gli studi. I padri, Gesuiti, gli offrirono non solo una solida formazione intellettuale, ma anche un profondo insegnamento spirituale che Giovanni abbracciò con tutto il cuore. Dopo aver completato i suoi studi, Giovanni sentì una chiamata ancora più forte verso Dio. Decise di unirsi alla congregazione dell'oratorio e, con grande emozione e dedizione, fu ordinato sacerdote. Da quel momento la sua vita fu interamente dedicata agli altri. Quando una terribile peste colpì la sua terra, Giovanni non esitò a mettersi in prima linea, curando i malati e confortando i moribondi. La sua fede e il suo coraggio gli valsero il rispetto e l'ammirazione di tutti. Giovanni era un predicatore eccezionale. Le sue parole toccavano i cuori delle persone e le guidavano verso la redenzione. Nel suo cuore, però, ardeva il desiderio di fare ancora di più per chi era perduto e dimenticato. Così fondò una congregazione dedicata a dare una nuova speranza alle donne che avevano perso la strada. Le accoglieva, offrendo loro un rifugio e l'opportunità di ricostruire le loro vite con dignità e fede. Il suo lavoro instancabile e il suo amore per Dio lo portarono a fondare altre comunità e istituzioni, sempre con l'obiettivo di aiutare i più bisognosi e di formare nuovi sacerdoti con una solida educazione spirituale. Giovanni viaggiò instancabilmente per tutta la Normandia e oltre, portando il messaggio di amore e speranza ovunque andasse. Giovanni non fu mai solo in questo cammino, ebbe sempre l'appoggio di amici e compagni che condividevano la sua visione e il suo impegno. La sua devozione ai cuori sacratissimi di Gesù e Maria fu una fonte inesauribile di ispirazione e Giovanni scrisse molti testi pieni di amore e di fede per onorarli. Le sue parole risuonavano come una dolce melodia nei cuori di chi lo ascoltava. Nel suo cuore Giovanni portò sempre un amore ardente per Gesù e Maria e ogni giorno li invocava con devozione e tenerezza. Anche quando incontrò avversità e persecuzioni, Giovanni non si lasciò mai abbattere. Con fede e preghiera perdonò sempre i suoi nemici, dimostrando una forza d'animo straordinaria. Alla fine della sua vita, Giovanni, ormai anziano e stanco, continuò a ripetere i dolci nomi di Gesù e Maria, quegli stessi nomi che aveva tanto amato e invocato durante tutta la sua vita. E così, con la serenità nel cuore, Giovanni lasciò questo mondo per incontrare finalmente coloro che aveva tanto amato. Le sue ultime parole furono un sussurro di amore e di pace. Il ricordo di Giovanni rimase vivo nei cuori di chi lo conobbe e lo amò. Il suo spirito di compassione, la sua dedizione incondizionata e la sua profonda fede furono un faro di luce per molti.
E anche oggi Giovanni è ricordato come un santo, un uomo che con la sua vita ha dimostrato che l'amore e la fede possono davvero cambiare il mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.